Nella speranza di essere assunto. Alla ricerca del posto fisso. Ma non del posto fisso, ma comunque di un lavoro decente, non è per forza il posto fisso. Desidero avere un lavoro come tutte le donne di questa terra e quindi cerco anche questa possibilità. Resta l'idea del posto fisso come garanzia. Sì, esatto. Esatto, più che altro io punto a quello, poi diciamo che in un periodo come questo è una cosa abbastanza importante da ottenere. 60 quesiti a risposta multipla in 65 minuti per tentare di ottenere l'agognato posto pubblico fisso. Dopo una prima selezione per titoli, questa mattina al Palasport Chiojene Arena, tutti in coda per risolvere il test che può permettere di trovare posto tra i dipendenti di Palazzo Moroni. C'è la voglia del posto fisso da un lato, dall'altra parte posso, evidenziare il fatto che rispetto agli anni precedenti il numero degli iscritti è in realtà un po' calato, nel senso che ad esempio lo scorso anno lo stesso concorso per 60 posti, quindi per il doppio, c'erano oltre 6.000 iscritti, quindi comunque in realtà registriamo un dato di calo, di iscrizioni. Le selezioni riguardano l'assunzione in categoria C di istruttori amministrativi. Oltre 2.100 le persone ammesse, ma circa la metà si è poi presentata alla prova. Molti giovani che stanno partecipando e per molti non è il primo concorso. Ho fatto nel giro di 2-3 anni ho fatto 7-8 concorsi. Da parte del comune la volontà di diventare un datore di lavoro appetibile e innovativo. Questa è la sfida per noi nei prossimi anni e quindi senza dubbio quella di rendere attrattivo l'ente anche proprio per i giovani, per trattenerli anche in città quando escono dall'università.